quello ci provo, nel senso, vivendoci in quest'isola, cerco di metterla in relazione alle cose che accadono nel mondo. È stato di moda a un certo momento il termine glocal, per dire globale e locale. È uno sguardo che dovremmo sempre tenere, perché molte cose che avvengono in Sardegna sono legate a eventi molto, molto estesi. Questa cosa può avvenire in modo passivo, e sta avvenendo in modo passivo, perché la Sardegna sta subendo molti processi economici e politici che derivano da poteri che sono stati accolti a braccia aperte con tappeti rossi, oppure può decidere di essere protagonista del proprio sviluppo. Da questo punto di vista il Movimento 5 Stelle ha fatto una scelta molto precisa anche sui candidati. Devono essere rigorosamente legati al loro territorio di riferimento. È un principio inderogabile che ha delle conseguenze nel modo di gestire anche i rapporti con gli elettori, con i cittadini, perché tutta la legge che è stata fatta, il Rosatellum, è stata concepita per massimizzare le possibilità di scelte delle segreterie dei partiti e per minimizzare le scelte degli elettori. Avevano una specie di risico in cui avevano piazzato tutti i loro soldatini, i loro carri armati, a prescindere proprio dalle volontà dei gruppi locali. Quindi invece per parte nostra c'è un'idea di radicarci molto con le città, con i quartieri che frequentiamo. Il mio impegno, quindi in effetti leggendo il curriculum uno si rende conto di quali sono le direttrici di impegno di una persona, magari non lo sapevo neanche, e sono invece dei temi che hanno una loro coerenza. Mi interessa moltissimo lo sviluppo economico della Sardegna, mi interessa vederlo nel concreto del lavoro, delle imprese, e questa cosa mi consente di avere un polso quotidiano nel luogo in cui lavoro, nella Spheres, con imprese molto variegate nelle loro caratteristiche, dalle micro alle medie, accomunate però da un grande problema, che è quello di una burocrazia soffocante che rende loro la vita impossibile, al punto da, in certi casi, da non potersi dedicare allo scopo per il quale sono state create e a doversi districare con norme di settore che sono un tappo reale alle possibilità di impresa, oltre che a un fisco esagerato che le carica di carichi che non dovrebbero avere. Quindi tra le proposte dei 5 Stelle, quelle che reputo più interessanti in linea con il tipo di impegno che vorrei realizzare sono proprio queste, legate alla diminuzione del carico fiscale per le imprese e per le famiglie, fatta in modo ragionevole, non con libri dei sogni, non con ricette da economia voodoo come quelle di Berlusconi, che parla di una tassa piatta uguale per tutti, che è una cosa che servirebbe soltanto ai ricchi e danneggerebbe tutti gli altri, non con le proposte mancia di Renzi, che prima aggiunge il canone in bolletta, poi dice che lo toglie, prima dà gli 80 euro, poi dice che vorrebbe estenderli senza criterio, se non quello di fare uno spot elettorale. È un programma invece molto pragmatico, che ragiona su una riduzione necessaria della pressione fiscale, perché una riduzione ragionata della pressione fiscale innesca dei processi virtuosi, consente di fare investimenti, consente di moltiplicare le risorse, in realtà, anziché diminuire. Non è una perdita per l'erario, al contrario, è qualcosa che crea meccanismi dinamici per l'economia. Questa cosa è unita a un grande progetto che è quello di una grande banca pubblica per gli investimenti, una cosa che in Germania si sono permessi di fare. I tedeschi, che sono gli unici beneficiari dell'euro, gli altri sono stati tutti a perdere rispetto a questa moneta strana, sono anche quelli che hanno tagliato fuori dal calcolo del debito pubblico un certo tipo di investimenti che si finanziano con una banca pubblica. È paragonabile alla nostra Cassa Depositi e Prestiti. Loro tengono fuori dal computo dei debiti su cui l'Europa è
feroce, l'abbiamo visto in questi anni con alcuni paesi, i debiti che servono a fare investimenti produttivi, tecnologia, rilancio a livello locale, eccetera, eccetera. Qualcosa di simile vogliamo realizzare anche noi. A questo punto non c'è nel programma di nessun altro partito o coalizione. Ad esempio nella coalizione a guida PD c'è addirittura un partito, una lista, quella della Bonino, che dice che bisogna tenere ferma la spesa pubblica per i prossimi 5 anni, che è l'equivalente pubblico di un suicidio assistito dell'Italia. Sarebbe l'errore più grande, più catastrofico che l'Italia potrebbe fare. Noi diciamo che invece dobbiamo ricontrattare tutti i parametri dell'Europa, perché sono irragionevoli, perché sono contro le linee della nostra Costituzione, sono incompatibili con quello che è stata l'Italia per un lungo periodo, e dobbiamo farlo da una posizione di forza di paese fondatore dell'Europa, che ha rinunciato per troppi anni a questo ruolo. In Europa abbiamo un mandato di maggiordomi o dei personaggi catturati direttamente da Goldman Sachs o altri centri di superpotere finanziario. Dobbiamo invece riportare un paese sovrano che decide la propria politica economica. E non dimentichiamo mai che le coalizioni che stanno facendo tutto il battage contro i 5 Stelle in questi giorni su questioni tutto sommato secondarie sono le coalizioni che hanno approvato una cosa terrificante dal punto di vista delle conseguenze, come il pareggio di bilancio inserito in Costituzione. Cioè hanno inserito una norma che impedisce di spendere secondo le necessità dello Stato, e facendo questo hanno praticamente azzerato tutti gli altri articoli della Costituzione che si occupano di politica economica. È proprio una norma da sola che ha abbattuto tutte le altre. Sono responsabili di questo, sono responsabili di questa Europa matrigna, di questa Europa incompatibile con le nostre necessità, e quindi una delle ragioni per cui ci battiamo in questa tornata elettorale è quella di restituire una sovranità piena al governo e ai cittadini in Italia, facendo anche politiche di contrasto alla povertà, che è cresciuta in questi anni, ha colpito la vita soprattutto delle giovani generazioni, con conseguenze che innescano un circolo vizioso. La Sardegna sta perdendo abitanti, e quelli che sta perdendo sono i più attivi e i più giovani, perché non trovano occasioni di lavoro, perché vivono in condizioni sempre più difficili. Vogliamo invertire questo meccanismo con un reddito di cittadinanza che sia universale, non sia uno strumento di contrattazione, di cassa integrazione attraverso intermediazioni politiche tradizionali, ma sia uno strumento universale con uno Stato che investe su questo. La Germania, ecco sempre l'esempio di chi in Europa ci ha guadagnato, sulle politiche attive del lavoro ha fatto investimenti molto grandi. Gli uffici di collocamento o gli uffici del lavoro sono 10 volte più attivi rispetto ai nostri, perché hanno 10 volte più personale, un personale formato, adeguato, che accompagna chi si trova in difficoltà verso la ricerca di una nuova occasione di lavoro. Il reddito di cittadinanza deve servire a questo, accompagnare in tempi ragionevoli, in tempi calcolabili in un paio d'anni, non in un'eterna elargizione contrattata, le persone che si trovano a perdere il lavoro ad avere un reddito che gli consente di sopravvivere e anche di vivere oltre la soglia di povertà accettata dall'Europa, e cercarsi attivamente un lavoro con l'aiuto dello Stato attraverso gli uffici che fanno una politica attiva del lavoro. Si sono inventati il termine flex security, cioè una sicurezza flessibile in altri paesi dove funziona. E anche in Italia ovviamente questo termine è entrato, ma come succede spesso l'inglese da parte delle istituzioni in Italia, come con la parola Jobs Act, Spending Review e altre cose, viene usato per fregarci. E flex security non accompagnata da
misure concrete diventa una parola vuota, una parola senza senso. Flex security significa che c'è flessibilità, sicurezza sociale, accompagnamento, ma si danno i mezzi per poter fare questa cosa. E quindi questo significa spendere delle risorse in questa direzione. Tutte le misure dei 20 punti di programma dei 5 Stelle sono accompagnate da uno sforzo molto significativo di copertura, cioè si dice per questi 17 miliardi che servono per fare il reddito di cittadinanza, noi indichiamo da dove li prendiamo, ad esempio riducendo certi sprechi che ci sono nella pubblica amministrazione, riorientando certe spese, spostando delle risorse che oggi sono magari in settori improduttivi verso quelle, sono indicati i capitoli di bilancio ai quali attingere, e in una certa misura anche col deficit, che non è questa parola così da aborrire nel funzionamento dello Stato. Quando lo Stato spende, lo fa in modo ragionevole, in quel caso quel deficit innesca un processo virtuoso, non si trasforma in debito, ma si trasforma in reddito moltiplicato. Quindi in molte misure c'è questa cosa. Naturalmente questo implica che non dovremo più essere succubi dell'Europa così come la conosciamo. E questa è, credo, la principale differenza di cui ci facciamo portatori. Per parte mia, io mi trovo molto in favore di un programma di questo tipo e credo di vederlo in relazione a una situazione internazionale. E su questo posso dare il mio contributo.